Anche Pellestrina, dopo Chioggia con padre Raimondo Calcagno, avrà il suo beato. Si tratta naturalmente di Don Giuseppe Olinto Marella, nato nell'isola il 14 giugno 1882 e scomparso a Bologna il 6 settembre 1969. La Congregazione per le Cause dei Santi ha infatti riconosciuto valido un miracolo che il religioso avrebbe operato, presupposto essenziale per la beatitudine, dopo un'istanza iniziata nel 1995. È proprio un sacerdote di Palestrina che lavora alla segreteria di Stato Vaticana che ha informato del lieto evento la diocesi di Chioggia. Ieri le campane dell'isola hanno suonato a festa e la comunità cristiana locale è pronta a scendere a San Pietro per la proclamazione. Don Olinto Marella era figlio di Luigi, il medico condotto di Palestrina, e di Carolina De Bei, ma soprattutto nipote dell'arcivescovo Giuseppe Marella, cameriere del Papa, che lo avviò all'educazione cattolica, oltre ad avere salvato durante la guerra una trentina di persone dalla deportazione in Germania. Padre Olinto è celebre per aver fondato a Bologna la Città dei Bambini, dedicando la sua intera esistenza alla carità. Nel 1909 era stato anche sospeso a divinis dal vescovo di Chioggia, Monsignor Bassani, per la sua vicinanza alla posizione del cattolicesimo popolare, democratico e sociale. Evidentemente, come dice il professor Luciano Bellemo, non è la curia che fa i santi. Si chiamava Tipul Miha, aveva 38 anni ed era bengalese, l'uomo morto ieri mattina alle 8:30 lungo la strada Romea Sant'Anna di Chioggia, nei pressi del distributore Kuwait, investito mentre era in bicicletta da una volante dei carabinieri che stava transitando in zona. I rilievi a cura della polizia stradale hanno appurato la dinamica. Il ciclista, che era senza documenti ed è stato riconosciuto solo verso sera, si stava immettendo nell'altra corsia con una manovra di inversione volontaria quanto brusca e improvvisa. Il destino ha messo sulla sua rotta l'automobile che non è riuscita a evitare l'impatto. Come confermano due testimoni oculari, l'urto impressionante ha sbalzato il 38enne fuori dalla carreggiata. Un volo dopo il quale non c'è stato niente da fare per l'ambulanza sopravvenuta a portare soccorso. Lo shock naturalmente ha coinvolto anche due militari a bordo del mezzo di servizio, oltre che tutti coloro i quali hanno assistito alla scena in diretta. La strada Romea poi è stata chiusa al traffico per ben 3 ore, causando notevoli disagi alla circolazione in entrata e in uscita da Chioggia, per essere riaperta solo alle 11:30. Vale considerare che, data l'assenza di divisori con il traffico carrabile, la pericolosità congenita all'arteria aumenta in modo esponenziale per i ciclisti. Spesso tuttavia sono proprio questi ultimi, specie di sera, a non adoperare le precauzioni per la loro visibilità, come fanali e indumenti rifrangenti. Tipul Miha probabilmente apparteneva alla comunità dei coltivatori che dal Bengala avevano mosso verso la Mesopotamia tra Brenta e Adige, allo scopo di produrre ortaggi della tradizione asiatica per i mercati di tutta Europa. Dal suo profilo Facebook si evince che si occupava di peperoni e probabilmente dalle parti di Bairab in Bangladesh aveva pure un figlio. Dopo Chioggia, sottomarina. Le previsioni meteorologiche per oggi hanno scoraggiato l'amministrazione comunale e Ascom, che avevano organizzato la domenica di shopping nel centro pedonalizzato con accensione delle luminarie. Come una settimana fa in Corso del Popolo, oggi 100% Natalia sottomarina non avrà luogo per il rischio di pioggia. Sono state comunque indicate nuove date per gli eventi. L'8 dicembre recupera Chioggia la pedonalizzazione, idem il 15 a Sottomarina. Il 5 gennaio infine, sempre in centro storico, verranno lanciati i saldi. L'Union Clodiense è attesa al pronto riscatto dopo la sconfitta di Mestre. Oggi infatti la squadra granata ospita il Villafranca veronese e 3 punti sarebbero la medicina giusta per riprendere il discorso di questi mesi e fermare le voci di mercato. L'allenatore Mario Vitadello non può disporre ancora di Cuomo, infortunato, ma ottiene di nuovo la possibilità di schierare Pastorelli in difesa dopo la squalifica. Fuori anche Christian Duse, non convocato per infortunio. I lagunari dovrebbero scendere così in campo. Il neo-18enne Giacomo Bosco Palo in porta, Martino, Ballarin, Pastorelli o Stoici in difesa, Djuric ed Herman a centrocampo, Perrotti e Gertù alle ali, Malangon dietro il centravanti Broso, con Baccolo e Granziera che comunque potrebbero trovare posto nell'11 titolare.
I Blaugrana del Villafranca stazionano pericolosamente in zona play-out, quindi anche alla ricerca di un risultato positivo a Chioggia passa il loro campionato. Allenati da qualche settimana da Giorgio Adami, i veronesi si sono salvati l'anno scorso agli spareggi e quest'anno hanno inserito in rosa i vari Filippo Strada, figlio di Pietro ex Parma e Reggiana, Andrea Boccalari del Sudtirol, oltre a qualche giovane specie di matrice ambrosiana. Arbitra il match Gianluca Del Notaro. L'incasso sarà devoluto a coloro che hanno subito danni dall'acqua alta. Viene da Chioggia la possibile nuova sensazione della musica pop made in Italy. Si chiamano Vivendi, sono Riccardo Trevisan e Federico Garbin e già con i video dei primi 2 singoli, Burallione e A Proper Slave, stanno facendo parlare di loro, finendo addirittura in anteprima nelle pagine web di Repubblica XL. I 2 giovani, attivi da tempo nella scena locale, offrono un suono fresco e attuale, tanto indolente quanto contagioso, esaltato dalle immagini urbane dei video girati in città dal regista chioggiotto Cristiano Carugati. È una partita che fate su Olindo Marella che è stata fatta da una pelestrinota, quindi si può anche vedere via internet se la trovi. Quindi trovi tutte le cose che ci sono, tutte le storie che ci sono, eccetera. Grazie mille. Preso di Vinis dal vescovo di Chioggia, Sospeso di Vinis. perché lui era amico dell'area, diciamo, cattolico-democratica, quello che sarebbe stato poi la DC. Era figlio di un medico e addirittura poi ha dovuto andare via dalla diocesi di Chioggia e è andato a Bologna e a Bologna ha fondato appunto l'istituto per i bambini. Comunque qui è stato sempre preso di mira dalla curia, quindi è uno dei vari santi beati che è diventato beato anche se la curia locale gli ha dato origine Socoli. Certo, è curioso come certe persone in odore di santità siano state allontanate. Sì. E invece certi soggetti invece continuano tranquillamente ad avere incarichi importanti all'interno della Fatti curia. suoi, mi non mi interessa. No, vabbè. Ma a parte questo... Allora, un altro è Padre Pio da Pietracina, che fu sospeso, non poteva dire messa con gli altri e che poi alla fine è diventato santo. Mica vuol dire che non è la curia che fa i santi. Tutto lì. Grazie.